Assumi una posizione comoda. Se sei seduto, assicurati di avere la schiena ben dritta. Se sei sdraiato, fai in modo, se possibile, che ogni parte del corpo sia ben adagiata sul piano su cui si trova. Chiudi gli occhi e fai un bel respiro profondo. Inspira l'aria col naso, la pancia si gonfia, trattieni il respiro per qualche secondo e butta fuori l'aria con la bocca. Lentamente la pancia si sgonfia. Di nuovo, inspira, trattieni l'aria, espira. Irrigidisci senza eccessivo sforzo tutti i muscoli del corpo. Resta in tensione per qualche attimo e rilascia. Ripeti lo stesso procedimento. Irrigidisci, fermo, e rilascia. Concentrati qualche secondo per assaporare questa nuova sensazione di leggerezza dei muscoli. Immagina una carezza che scende dalla tua tempia sinistra lentamente fino al mento, lasciando una piacevole sensazione di tepore. Riproviamo. La carezza parte dalla tempia, è un tocco delicato che scende dolcemente lungo la guancia, lentamente, fino a raggiungere il mento. Ripeti lo stesso procedimento con il lato destro. La carezza parte dalla tempia destra, dolcemente scende lungo la guancia e arriva fino al mento. Ora i due lati del tuo volto sono allo stesso modo rilassati, equilibrati, dolcemente pesanti. Immagina un fondo completamente nero e visualizza un fiore di colore rosso. Osservane i particolari, mentre il fiore rosso ti passa davanti, scorrendo fluido di fronte a te, galleggiando a mezz'aria. Il fiore rosso lentamente passa e va. Adesso visualizzane uno arancio, sentiti avvolto dal suo colore. Il fiore arancio passa e va. Ne arriva uno giallo, è un giallo carico come il sole. Galleggia, passa e va via. Nel frattempo il nero del fondo che hai immaginato comincia a sfumare all'azzurro, con contorni di verde. Ed ecco che arriva il fiore verde come un prato rigoglioso. Il fondo nero sta sparendo del tutto, adesso riesci a distinguere che i fiori che ti passano davanti stanno galleggiando sulle placide acque di un torrente e tu sei sdraiato sulla riva. E anche il fiore verde passa e va. Un fiore azzurro come il cielo limpido ti passa davanti lentamente. Mentre galleggia osserva nelle sfumature dei petali. E il fiore azzurro
passa e va. E subito dopo ne arriva uno indaco, come il cielo di notte, un po' blu e un po' nero. La luce del fiore indaco ti avvolge completamente, poi il fiore esce dal tuo campo visivo per lasciare il posto al fiore violetto in arrivo. Adesso l'ambiente circostante è decisamente più nitido e anche il fiore violetto passa e va. Proprio lì vicino a te c'è un sentiero e in fondo al sentiero c'è una grotta dietro una cascata. Alzati e percorri il sentiero con passo lento ma deciso. Mentre cammini, fai caso all'ambiente circostante. Cosa c'è alla sinistra del sentiero? Cosa vedi? Ci potrebbe essere il mare, ci potrebbe essere una vallata, una montagna. E cosa c'è alla destra del sentiero? Che tempo fa? È giorno? È notte? Fai caso a ogni dettaglio. Nel frattempo hai raggiunto la cascata. Attraversala, lascia che l'acqua ti bagni perché una volta dentro potrai scaldarti davanti al fuoco. Guardati intorno, osserva le pareti della grotta. Se sei già stato qui in una meditazione precedente, osserva se è cambiato qualcosa. Davanti al fuoco c'è il tuo spirito guida che ti aspetta. Raggiungilo e salutalo con un abbraccio. Siediti vicino al fuoco in compagnia del tuo spirito guida e se vuoi prenditi un po' di tempo per stare in sua compagnia, per parlare con lui. Stiamo per fare un viaggio. Alzati e raggiungi la parete opposta all'ingresso della grotta. Dando quindi le spalle alla cascata, infila una mano in tasca. Troverai un gessetto. Usalo per disegnare sul muro la sagoma di una porta. Può avere qualsiasi forma, calcane bene i contorni.
ti accorgerai che ripassandovi il gessetto, questa porta si modellerà assumendo il colore e la consistenza che tu vorrai darle. Man mano che ripassi il gessetto, la cornice diventerà di legno, di ferro, di cristallo, la superficie cambierà secondo i tuoi gusti. Potrebbe essere anche fatta di acqua, in questa dimensione non ci sono limiti. Prenditi il tempo che ti occorre. Quando avrai finito, con un semplice tocco, la porta si aprirà. Oltrepassala in compagnia del tuo spirito guida. Lui sarà con te per l'intera durata del viaggio. Al di là della porta c'è un grande prato. Richiudi la porta alle tue spalle. In lontananza si intravede una casa a più piani. Mettiti in cammino in quella direzione. Cammina con passo lento ma sicuro. Sei sempre in compagnia del tuo spirito guida che ti proteggerà per l'intera durata del viaggio. Cosa c'è intorno a te? E che tempo fa? Osserva i dettagli. Nel frattempo ti stai avvicinando alla casa. Com'è fatta? Di che colore è la facciata? Una volta raggiunta la porta d'ingresso, aprila ed entra. Chiudi la porta alle tue spalle e guardati intorno. Com'è l'arredamento? Di fronte c'è una scalinata. Sali le scale col tuo spirito guida. Sul primo pianerottolo troverai una porta. Aprila ed entra sempre accompagnato dal tuo amico. Ti trovi in una stanza con le pareti rosse. Richiudi la porta e guardati intorno. Ti accorgerai che in un angolo c'è un vecchio baule. Avvicinati e aprilo. Dentro vi troverai qualcosa. Forse uno, due o tanti oggetti. Scegliene uno soltanto, e tiralo fuori. Cos'è? Tienilo in mano per un po'. Osservalo bene. E poi riponilo al suo posto e richiudi il baule. Adesso puoi uscire dalla stanza, sempre in compagnia del tuo amico. Una volta sul pianerottolo, assicurati di chiudere bene la porta alle tue spalle, perché in questa dimensione richiudere le porte che si aprono è molto importante, non dimenticarlo mai. Sali ora al secondo piano, c'è una porta anche lì. Aprila ed entra. Qui le pareti sono di colore arancio. Chiudi la porta. Ti accorgerai che ci sono 2 poltrone e se lo desideri puoi sederti lì col tuo spirito guida. Se vuoi puoi approfittarne per parlare un po' con lui. Prenditi il tempo che ti serve. È importante familiarizzare col tuo amico. Lui ti conosce da sempre e ti ama. Non avere timore o soggezione. A volte basta anche stargli vicino in silenzio. Non sempre è indispensabile parlare, soprattutto le prime volte che si incontra.
Adesso è arrivato il momento di uscire da questa stanza. Raggiungi col tuo amico il pianerottolo, richiudi con cura la porta alle tue spalle e continua a salire la scala fino al pianerottolo del terzo piano. Apri la porta di fronte a te ed entra in una stanza con le pareti gialle. C'è una grande libreria ricchissima di libri. Chiedi al tuo spirito guida di prenderne uno per te, ma quando te lo darà non aprirlo, limitati a osservare la copertina e il dorso. Di cosa è fatto? Di che colore è? Ha un titolo? Questo libro non ti è dato di aprirlo. Rendilo al tuo amico che lo riporrà al suo posto ed esci dalla stanza. Richiudi la porta alle tue spalle e sali al quarto piano. Apri la porta. Qui la stanza ha le pareti verdi. Al centro c'è un grande tavolo con una sedia vicina e sul tavolo di fronte alla sedia c'è un libro chiuso. Potrebbe essere un diario o un album di fotografie o entrambe le cose. Siediti e prenditi qualche minuto per sfogliarlo con calma. Questo libro riguarda te, il tuo passato, i tuoi ricordi. Osserva bene ciò che troverai fra le sue pagine. È arrivato il momento di chiuderlo. Lascialo lì, alzati ed esci col tuo amico. Chiudi la porta e prosegui fino al quinto piano. Una volta giunto al quinto piano, apri la porta ed entra. Qui le pareti sono azzurre. Osservale bene. C'è qualcosa sulle pareti. Quadri, simboli, scritte. Prenditi qualche secondo. Osservale bene. E poi esci dalla stanza, chiudi la porta alle tue spalle e prosegui insieme al tuo amico fino al sesto piano. Anche qui c'è una porta, aprila ed entra nella stanza. Qui il muro è blu scuro e al centro della stanza scorge un tavolo con un grandissimo candelabro acceso. Cos'altro vedi? Com'è arredata questa stanza? Cosa c'è intorno a te? Esci anche da qui, sempre in compagnia del tuo spirito guida,
chiudi la porta alle tue spalle e prosegui fino al 7° piano. Lì il tuo amico non potrà seguirti, ti consegnerà la chiave dell'ultima stanza e ti aspetterà sul pianerottolo del 6° piano. L'ultima stanza è riservata esclusivamente a te, ma non preoccuparti, al tuo ritorno troverai il tuo amico qui ad aspettarti. Salendo, fai caso alla scala, forse è di un altro materiale. Una volta su, apri la porta con la chiave, entra e richiudila alle tue spalle. In fondo alla stanza c'è una grandissima vetrata. Fermati un attimo e osserva i colori dell'ambiente, osserva la luce. Avvicinati poi alla vetrata e dai un'occhiata fuori. Cosa vedi al di là del vetro? Potresti vedere la strada che hai percorso per arrivare qui, oppure un paesaggio completamente diverso, o anche un'altra stanza. Qui il tempo e lo spazio hanno caratteristiche molto particolari e questo è un luogo speciale. Guardati intorno. Adesso è arrivato il momento di andare. Esci dalla stanza, chiudi la porta a chiave e scendi al 6° piano dove ti attende il tuo spirito guida. Consegnagli la chiave e continua quindi a scendere insieme a lui. Scendi fino al 5° piano, con calma, poi giù fino al 4° piano, il passo è lento ma sicuro, terzo piano, così lentamente. Secondo piano, primo piano, e infine piano terra. Esci dalla casa, richiudi la porta d'ingresso alle tue spalle e poi fissa lo sguardo sulla porta che conduce alla tua grotta in lontananza e in un attimo sei lì. Ecco, entra nella grotta insieme al tuo amico, il fuoco è ancora acceso, caldo e rassicurante. Una volta dentro, la porta tornerà ad essere un disegno di gesso. Cancellalo con le mani. Potrei ridisegnare la porta in futuro, ma adesso è necessario cancellare completamente il disegno. Ecco, assicurati bene di cancellare anche gli angoli e giù fino a terra tutto il perimetro della porta. Prenditi qualche minuto per sederti vicino al fuoco e chiacchierare se vuoi col tuo amico. Raccontagli le tue emozioni o chiedigli di chiarirti qualche dubbio se ne hai.
Alzati, saluta il tuo amico con un caloroso abbraccio, ringrazialo per averti accompagnato in questo viaggio ed esci dalla grotta. È il momento di tornare. Una volta fuori dalla grotta, fissa con lo sguardo il punto di partenza, lì in riva al torrente, e in un attimo sei lì. Sei di nuovo al punto di partenza, in riva al torrente, sdraiati e osserva i fiori scorrere davanti a te. Ecco che arriva il fiore violetto, poi il fiore indaco, fiore azzurro, il fiore verde, ecco che i contorni cominciano a sfumare lentamente al nero, fiore giallo, fiore arancio, ecco che lo sfondo adesso è completamente nero, e fiore rosso. Fai un bel respiro profondo e quando ti senti pronto puoi aprire gli occhi.